C'era una bambina con occhi profondi come il cielo al tramonto. Si chiamava Gemma e veniva da un piccolo paese vicino a Lucca. Aveva un cuore puro, pieno di luce, e già da piccola sentiva dentro di sé una voce dolce che parlava d'amore e di cielo. Sua madre, una donna dal volto dolce e dalla voce tenera, le teneva spesso le mani e le parlava piano. Le raccontava della bellezza dell'anima, del dolore che ferisce ma purifica, della gioia che nasce quando si ama senza chiedere nulla. Ogni volta che le mostrava il crocifisso le diceva: «Guarda, amore mio, questo è Gesù, è morto per amore nostro». E allora Gemma piangeva. Non erano lacrime tristi, ma lacrime che venivano dal cuore, come se avesse già capito tutto il mistero della croce. Crescendo, quel sentimento non si spense mai. Anzi, diventò una fiamma sempre più viva. Gemma non voleva grandi cose, non desiderava ricchezze né onori. Voleva solo amare Gesù. Voleva stare accanto a Lui, anche se questo voleva dire soffrire. Diceva spesso: «Io non voglio salire sul monte della gloria. Io voglio restare sul Calvario, vicino al mio Gesù». La vita però non fu leggera. Prima perse la madre, poi venne una lunga malattia, poi ancora il dolore della povertà. Il dolore bussava alla sua porta come un ospite senza volto, ma lei lo accoglieva con il cuore aperto. Ogni lacrima diventava una preghiera, ogni ferita un dono d'amore. Un giorno, quando ormai sembrava non ci fosse più speranza, sentì nel cuore una voce luminosa: «Io sarò con te, io ti farò da padre. La tua madre sarà Maria Addolorata». E da quel momento la sua anima fiorì. Ogni giorno diventava preghiera, ogni passo, offerta, ogni respiro, lode silenziosa. Gemma ricevette tanti doni misteriosi. Ogni venerdì il suo corpo sentiva i dolori di Gesù. Viveva quella passione come se fosse accanto a lui. Un giorno, sul suo corpo apparvero le stesse ferite che Gesù aveva sulla croce. Mani, piedi, cuore. Era un segno profondo, che non parlava al mondo con parole, ma con silenzio e amore. Il dolore non la spaventava. Il demonio cercò molte volte di spaventarla, di confonderla, di strapparle quella pace. Ma lei restava salda, come una piccola fiamma accesa nel vento. Diceva: «Io sono di Gesù e nulla mi farà paura». Aveva un amico invisibile, un angelo, che le parlava, la proteggeva. Portava le sue parole al suo padre spirituale. E accanto a lei c'era una famiglia che la amava, che l'accoglieva come una sorella, come un dono caduto dal cielo. Gemma voleva tanto che nascesse un luogo di preghiera, un rifugio d'amore per le anime che desideravano vivere per Gesù. Non vide con i suoi occhi quella casa di pace, ma il suo desiderio si realizzò dopo che la sua anima volò in cielo. Morì giovane, ma non fu una fine. Fu l'inizio di una luce più grande. Morì con il cuore pieno d'amore, con il volto sereno, con lo sguardo rivolto al cielo. Le sue ultime parole furono un sussurro d'amore per Gesù, come se il suo spirito si stesse già unendo a lui, come un canto leggero che sale al mattino. Oggi, chi ascolta la storia di Gemma sente ancora il battito del suo cuore. Un cuore che ha amato senza misura, un cuore che ha scelto il dolore per restare accanto a Gesù. Un cuore che non ha mai chiesto nulla, se non di poter amare fino all'ultimo respiro. E in ogni anima semplice, in ogni sguardo puro, in ogni silenziosa preghiera, il fiore di Gemma continua a sbocciare.